Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli. L'ho uccisa perché alla mia morte sarebbe rimasta sola. Drammatica confessione della donna che a Palermo ha strangolato la figlia di 44 anni che soffriva di depressione. Guerra di mafia nel Messinese, fatta luce su 13 omicidi e lubare bianche del clan dei Barcellonesi, 7 arresti. La storia di Barbara, massacrata 20 anni fa a Palermo da un collega. Mi sono salvata fingendomi morta. L'assurdo è che io sono disoccupata e lui lavora in banca da 10 anni. Intanto la Regione ha varato il provvedimento per assumere donne sfregiate e figli di vittime di femminicidio. Allarme sicurezza. A Palermo residenti e commercianti sono sempre più esasperati. Vogliamo l'esercito in strada. Qui lo Stato non c'è. L'accorato allarme dei sacerdoti dopo i raid vandalici nella scuola di Librino di Catania. Incendi. Roma concede più tempo alla Sicilia per produrre i documenti sullo stato di emergenza. Calciomercato, è ufficiale, anche Ivan Kontek è del Catania. Il difensore croato ha firmato un contratto sino a giugno 2025. Bentrovati. L'ho strangolata perché nessuno si sarebbe preso cura di lei alla mia morte. Con queste parole drammatiche, la donna di 74 anni di Palermo ha confessato di aver ucciso la figlia che soffriva da tempo di depressione. Lorena Dolci. Mia figlia dormiva sul divano, le ho legato un cavo elettrico attorno al collo. L'ho fatto perché temevo che alla mia morte sarebbe rimasta da sola e nessuno si sarebbe preso cura di lei. È il drammatico racconto di Fanny Sisinia, la donna di 74 anni, fermata con l'accusa di avere strangolato la figlia di 44 anni, Maria Cirafici. Non si sa se prima l'abbia addormentato con gli psicofarmaci che la donna era solita prendere. Sul corpo della vittima sono stati trovati segni attorno al collo che proverebbero lo strangolamento. A confermare la causa della morte sarà l'autopsia disposta dalla procura che ha chiesto la convalida del fermo. Un interrogatorio durato alcune ore, durante il quale la madre ha confessato il delitto avvenuto all'ora di cena in un palazzo in via del Visone nel quartiere Bonagia a Palermo. Ai magistrati la donna ha detto poi di avere chiamato i parenti chiedendo loro di avvertire la polizia. Una storia di profonda solitudine per le due donne che da tempo vivevano insieme. Dopo la separazione col marito, infatti, Maria era tornata a casa della madre. La 44enne era seguita da tempo perché soffriva di depressione, una patologia diventata troppo pesante da gestire per l'anziana madre, che ieri ha deciso di porre fine alle sofferenze della figlia uccidendola. La vittima, che aveva studiato giurisprudenza, era attiva in parrocchia. In tanti la ricordano. Non le abbiamo mai sentite litigare, erano sempre insieme, raccontano i vicini. Un'apparente normalità che nascondeva un profondo disagio che, come spesso accade, ricade sulle spalle dei familiari. A Messina arrestati 7 boss di spicco della mafia barcellonese coinvolti in 13 omicidi nella guerra di mafia degli anni scorsi. Tutto nasce dalle dichiarazioni di un nuovo pentito. Francesco Triolo. 13 omicidi non ancora chiariti del tutto, una impressionante catena di sangue di Cosa Nostra barcellonese negli anni 90 e la guerra di mafia che lasciò sulle strade decine di cadaveri. Su alcuni non si era saputo mai nulla sino ad ora. Ad accendere una luce sono state le dichiarazioni del nuovo pentito barcellonese Salvatore Micale, che per mesi ha raccontato ai magistrati della DDA di Messina una nuova chiave di lettura su mandanti ed autori di quelle morti che sono servite spesso per punire alcuni ragazzi che avevano sbagliato secondo i canoni della famiglia mafiosa, con furti in case considerate protette oppure spacciando al di fuori del giro tradizionale governato dal gruppo senza chiedere alcuna autorizzazione. Da qui nasce l'operazione antimafia portata a termine stanotte dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Messina, che hanno notificato a 7 persone l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Ornella Pastore su richiesta della procura diretta da Rosa Raffa, dopo un'indagine durata mesi a cui hanno lavorato il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti della DDA
Fabrizio Monaco e Francesco Massara. 11 agguati, 13 omicidi, 2 casi di lupara bianca sono i crimini contestati. I nomi di primissimo piano nelle gerarchie mafiose che hanno governato Cosa Nostra Barcellonese, da Giuseppe Gullotti, per molto tempo ritenuto al vertice, e Salvatore Sem Di Salvo, designato come suo successore. Accanto a loro i nomi di Nicola Cannone e Stefano Genovese. Tutti e 4 si trovano già in detenzione, carcere che si è aperto per il cassiere del gruppo Giuseppe Sgro, tornato di recente in libertà, Carmelo Mastroeni e Vincenzo Miano. E adesso vi proponiamo la storia di Barbara, massacrata 20 anni fa da un collega. Ai nostri microfoni dice: io disoccupata, lui invece lavora in banca da 10 anni. Sentiamo ancora Lorena Dolci. Né amicizia né corteggiamenti, nessun avance prima di quel sabato pomeriggio in cui Barbara Bartolotti, all'epoca 29 anni, madre di 2 figlie in attesa del terzo, viene ferocemente aggredita da un collega. Era il 20 dicembre del 2003 a Carini. Lui, distinto e di buona famiglia, le offre un passaggio, poi si trasforma in un carnefice. Quindi quello che lui aveva appena fatto era di avermi colpito con 4 martellate e diceva: non ti posso avere, è meglio ucciderti. Solo in quel momento mi sono accorta di come il suo sguardo e il suo aspetto non erano quelli di sempre. E così lui, da sotto il giubbotto, sferra un coltello e inizia a coltellarmi all'addome, mettendo fine anche alla vita di mio figlio. Poi va verso la sua macchina, apre il cofano e prende un bidoncino di combustibile agricolo e mi dà fuoco. Inizia a dimenarmi, a gridare, ma vedo che lui si mette in macchina a guardare, aspettando la mia fine. Barbara si salva fingendosi morta, lui si allontana. Trasformata in una torcia fumante e sanguinante, viene soccorsa da 2 ragazzi che la portano in ospedale. È gravissima, va 10 giorni in coma. Io ho vissuto quello che voi chiamate coma, il mio al di là, perché sono stata in dei prati verdi fioriti dove c'erano dei bambini vestiti di bianco che giocavano e lì c'era la pace e la serenità. Ma evidentemente per Barbara non era arrivato il momento. E Barbara si risveglia con la voglia di vivere. La rinascita sarà lunga e molto molto dolorosa. Le cicatrici le porta ancora addosso. Nel frattempo il suo aggressore, da una pena di 21 anni, scende a 4 anni di arresti domiciliari e grazie all'indulto non sconta neanche quelli. Riacquista la libertà e viene assunto in banca. Da 10 anni quindi lui ha uno stipendio, avrà una pensione, una liquidazione, cosa che io invece sono rimasta vittima di me stessa, vittima delle mie cicatrici. Mio figlio non ha avuto giustizia. Con la sua associazione Libera di Vivere, Barbara da anni porta avanti una battaglia per riconoscere dignità lavorativa alle donne vittime di violenza, proprio la norma che la regione siciliana ha appena approvato. Dovrei essere una delle prime donne, purtroppo vittima, sfregiata, ad essere assunta. Non mi voglio illudere, io ho diritto di riacquistare quella dignità lavorativa che mi hanno tolto. E come abbiamo sentito nel servizio, la regione siciliana, prima in Italia, permetterà l'assunzione diretta nella pubblica amministrazione delle donne rimaste sfregiate, ma anche agli orfani delle vittime di femminicidio. Sentiamo Manlio Viola. In Sicilia le donne che hanno subito violenza fisica che ha portato a menomazioni permanenti e gli orfani delle vittime di femminicidio potranno essere assunti per chiamata diretta dalla pubblica amministrazione. Lo prevede una norma della legge stralcio alla finanziaria approvata durante la discussione sul cosiddetto maxi emendamento dall'Assemblea regionale siciliana. Si tratta di una integrazione alla legge regionale che già prevede questi benefici per le vittime di mafia. A poter assumere saranno la regione stessa, ma anche gli enti locali, le aziende sanitarie e gli enti o gli istituti vigilati dagli enti pubblici. La norma per diventare legge dovrà adesso attendere l'approvazione complessiva della finanziaria bis, stralciata dalla legge di stabilità approvata ieri. A rivendicarne la paternità è il deputato di Sud Chiama Nord, Ismaele Lavardera. È un primo segnale, è un primo tassello di una norma di buonsenso che ovviamente rivendichiamo con grande orgoglio. Io e i miei colleghi del gruppo parlamentare Sud Chiama Nord. È un inizio, perché sicuramente bisogna fare tanto sul tema delle violenze sulle donne, ma bisogna partire da qualche parte. Nella relazione tecnica alla norma approvata si legge: la presente proposta nasce dalla necessità di lavorare sia sul fattore culturale che sulla cosiddetta percezione del problema concernente la violenza sulle donne, considerato il continuo aumento delle vittime di femminicidio nel territorio regionale. Si tratta di un primo tassello utile all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza con danni permanenti e visibili, ma anche dei figli orfani di madre causati da femminicidio. La norma che Lavardera definisce di buon senso dovrà comunque passare ad un vaglio di legittimità importante,
Già in passato si era tentato di allargare la platea della legge che favorisce l'assunzione delle vittime di mafia ad altre categorie di vittime, ma i tentativi sono sempre stati impugnati e poi cassati. Il duplice femminicidio di Naro, sono arrivati i carabinieri del RIS nelle 2 abitazioni delle donne romene uccise dal 24enne. Il parroco della chiesa di Sant'Erasmo sull'omicida dice era, così viene descritto, un bravo ragazzo che è stato però rovinato dalla droga e dall'alcol. Davide Sardo. Da oggi anche i carabinieri del RIS, il reparto investigazioni scientifiche di Messina, sono al lavoro a Naro alla ricerca di reperti investigativi utili per cristallizzare e consolidare le prove a carico del romeno di 24 anni, Omar Edgar Nedelkov, arrestato perché presunto responsabile dell'efferato duplice femminicidio di Delia Zarnisco e Maria Rus. Sui corpi dilaniati delle 2 sventurate sono state già eseguite prima un attacco all'ospedale di Canicattì e poi l'autopsia nell'ospedale di Agrigento e gli esami hanno riscontrato lesioni plurime e mortali in entrambe. I carabinieri, coordinati alla procura agrigentina, hanno già raccolto elementi probatori che hanno indotto il tribunale senza indugi a convalidare la misura cautelare nel carcere di Gela imposta al 24enne. Tra i video delle telecamere di sorveglianza, la testimonianza dell'amico 50enne con lui la notte dei delitti, il falso alibi subito crollato e smentito dagli interessati dell'essere stato al bar con la fidanzata e scarpe e vestiti sporchi di sangue a casa sua in discesa Sant'Erasmo. Dunque un quadro probatorio su cui adesso interverrà il suggello, se non il rafforzamento da parte dei carabinieri del RIS. E oggi a descrivere Omar Edgar Nedelkov è il parroco della chiesa di Sant'Erasmo, Don Giuseppe Maniscalchi. Un giovanotto quasi della sua età, perché andavano a scuola assieme, qua a Canicattì mi pare, e quel giovane mi diceva era uno dei primi della classe ed era un ragazzo modello, poi si è perso completamente, forse per l'alcol, la droga, non lo so. Per il giorno dei funerali, che saranno celebrati con il rito ortodosso, sarà lutto cittadino a Naro, poi la sepoltura delle 2 donne in Romania. Occorre l'esercito. Residenti e commercianti del centro storico di Palermo sono sempre più esasperati e dicono nessuno pensa alla nostra sicurezza. Marco Gulla. Chiedono l'esercito, chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, chiedono di poter vivere serenamente la loro quotidianità. Non si placano a Palermo e precisamente nel centro storico le iniziative di residenti e commercianti che chiedono maggiore sicurezza nel cuore della città. Nonostante appelli e segnalazioni, il centro storico cittadino dalle 19 in poi cambia abito. La percezione dell'insicurezza è ormai diventata quotidiana da parte di tutti, sia da parte degli amici, delle persone che vivono qui, sia da parte dei turisti che chiaramente sentono che non sono in un quartiere sicuro ed è un gran peccato perché questo è un posto meraviglioso, è la porta d'ingresso della nostra città. Episodi su episodi, dal vandalismo ai furti, poi pestaggi e residenti ormai esasperati. Nessuno interviene, siamo stati abbandonati, dicono. Speriamo che le istituzioni che hanno la delega alla sicurezza possano in qualche modo dare attenzione a quanto questi residenti e questi commercianti chiedono da diversi mesi oramai. E in ogni caso abbiamo anche chiesto, e oggi sarà formalizzata questa richiesta al Consiglio Comunale di Palermo, la possibilità di effettuare un consiglio comunale esterno da Palazzo Comitini, un consiglio in strada, un consiglio in parrocchia. Bisogna ascoltare le persone che vivono di paura e le persone che vivono all'interno di quei quartieri molto vulnerabili. E c'è un altro allarme, questo arriva da Catania. A Librino non c'è lo Stato, siamo in preda alla microcriminalità, lo dicono 2 sacerdoti dopo il raid a scuola. Intanto alla Vita Emiliano Brancati, bruciata e depredata, torna la DAD, la didattica a distanza conosciuta durante il Covid. Tonino De Mana. Io mi chiedo, lo Stato dov'è? Cioè, lo Stato sta dicendo ai ladri continuate a rubare, pertanto nessuno vi potrà fare nulla.
È una testimonianza forte e drammatica al tempo stesso quella di Don Piero Galvano, ex direttore della Caritas di Catania ed ora titolare della parrocchia Padre Pio, dopo l'escalation di criminalità sfociata anche con il raid vandalico all'Istituto Vitaliano Brancati di Librino. Mentre si invoca l'intervento dell'esercito per presidiare le scuole cosiddette di frontiera, il popoloso quartiere continua ad essere terra di nessuno, con montagne di spazzatura sulle strade, aggressione agli autisti AMTS, spaccio di droga H24 ed anche sparatorie in strada, come è avvenuto qualche giorno fa durante un tentativo di rapina. Una bomba sociale che non si riesce a disinnescare ed è per prima la Chiesa a prenderne atto. Ho fatto denuncia alla prima denuncia, ho rimesso di nuovo altre telecamere, 4 telecamere, con qualche difficoltà. I nostri fratelli ladri sono venuti la seconda volta, hanno rubato queste 4 telecamere, dunque un danno di circa 3.000 euro, per una parrocchia piccola sono enormi. E il pubblico ministero, dopo la seconda denuncia, mi ha detto in poche parole che chiede di archiviare, certo che la parrocchia non si opponga. Altissimo il tasso di dispersione scolastica, scarseggiano i luoghi aggregativi ed i bambini perdono punti di riferimento importanti. Alcuni bambini a Librino purtroppo giocano simulando le rapine con le pistole finte e questo è triste, molto triste. Come parroco mi dole il cuore. Si è allo sbaraglio e quasi quasi sono più grande, sono più forte se faccio del danno. E riprenderanno lunedì le lezioni alla Vitaliano Brancati. Nel frattempo, per gli alunni, è stata riattivata la didattica a distanza, conosciuta ai tempi del Covid. 90 persone accusate di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza sono state denunciate dai militari della Guardia di Finanza di Caltagirone nel Catanese. Sono soprattutto extracomunitari, non ancora residenti da 10 anni in Italia e lavoratori irregolari in nero che non avevano comunicato la variazione della posizione lavorativa all'INPS, ma anche persone condannate per spaccio di sostanze stupefacenti. Le Fiamme Gialle hanno constatato un'indebita percezione di quasi 35.000 euro e hanno evitato un ulteriore esborso statale di 520.000 euro. E adesso una pausa, tra poco. Lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso luglio, continuano gli interrogatori. Gli avvocati e 7 ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una giovane di 19 anni avvenuto a Palermo hanno depositato una serie di nuovi documenti frutto delle indagini difensive. Tra le carte finite agli atti del processo, 6 imputati hanno chiesto l'abbreviato condizionato e c'è il verbale di un testimone che ha raccontato che la vittima sarebbe stata consenziente e avrebbe addirittura commentato: è stato bellissimo. Ricucito lo strappo tra governo e regione siciliana sull'emergenza roghi. Dopo il no alla dichiarazione dello stato di calamità, Roma ci ripensa e accoglie la richiesta della regione di una nuova analisi. Manlio Viola. Sarà riesaminata la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità per gli incendi del luglio scorso nel Palermitano. Lo si apprende al culmine del vertice romano fra le 2 protezioni civili, quella regionale e quella nazionale, convocato dopo lo scontro fra Palermo e Roma che aveva fatto seguito al no opposto alla richiesta della regione. La vicenda aveva creato una frattura fra il presidente della regione Renato Schifani e l'ex presidente e attuale ministro della protezione civile Nello Musumeci. L'ufficialità della decisione di procedere ad una nuova analisi come richiesto dalla Regione la si apprende da fonti ufficiali dopo gli incontri di oggi. La riunione era stata convocata dal ministro della Protezione Civile Nello Musumeci dopo le polemiche. I 2 direttori, Fabrizio Curcio e Salvo Cocina, già ad agosto si erano confrontati sul tema, ma senza trovare una intesa per carenza di documentazione da parte della Regione, aveva detto Musumeci, attirandosi ulteriori repliche piccate proprio sulla carenza di documentazione, che invece dalla Sicilia dicevano essere ampia. Una vicenda che ha rischiato di diventare un problema importante politico per la maggioranza. Schifani aveva reagito duramente alla notizia dicendo: questo non è lo stato in cui mi riconosco. Adesso invece assicura collaborazione alla soluzione del problema e a tutti i temi che riguardano i giusti ristori dei cittadini che hanno subito danni da eventi eccezionali. Il Comune di Catania ha autorizzato la costruzione di una palazzina nel rione Cibali in via Dilg sopra la sorgente che alimenta il lavatoio e l'antico acquedotto. Sentiamo questa vicenda raccontata da Luca Ciliberti.
Quella che vedete scorrere all'interno di questo tombino nel quartiere Cibali di Catania è l'acqua che arriva a monte dalla sorgiva di via Dilg. 200 litri di acqua al secondo con una forza dirompente. In questa zona, così come in altre aree della città, l'acqua scorre e trova in alcuni quartieri intere zone di raccolta, da sempre. Quello che un tempo era una ricchezza, però oggi diventa un ostacolo. Tra chi conosce meglio le difficoltà di lavorare in una zona così ricca di acqua è probabilmente la ferrovia Circumetnea. L'apertura della stazione metropolitana di Cibali è stata rinviata per 10 anni perché era difficile che ogni volta che si scavasse una galleria non si trasformasse in una cascata, indipendentemente dalle piogge. Qui c'è tutta la leggenda che ti indica dove sono queste acque, che tipologie di acque sono potabili oppure no e dove vanno a finire. Ora, il punto esatto dove ci troviamo noi è praticamente questo nella cartina. Nessuno ha mai tenuto in considerazione questa carta. Lo scorso 5 dicembre è stata autorizzata la costruzione di una palazzina in via Dilg proprio sopra la sorgente che alimenta il lavatoio e l'antico acquedotto. Una battaglia legale durata 20 anni, fatta di carte bollate e di memoria storica tra comune, soprintendenza, proprietari e residenti. Ora io mi chiedo com'è possibile costruire un palazzo sopra una sorgiva che si trova a circa 6 metri di profondità senza danneggiarla. Quest'acqua dove dovrebbe andare? Dovrebbe un altro percorso e potrebbe creare numerosi danni. Io ho fatto un'interrogazione lo scorso anno dove chiedevo se quell'area è stata inserita nel PAI, se c'erano stati degli interventi da parte dell'amministrazione, anche con gli uffici palermitani, per capire se era stato inserito nel piano di dissesto idrogeologico. In realtà non ho avuto mai risposta, visto che qua le case hanno subito dei danni a causa dei lavori della metropolitana. Un chiaro esempio figlio di una visione miope di sviluppo del territorio. E adesso vi mostriamo il logo voluto dal Comitato dei Festeggiamenti Agatini per la grafica del programma di Sant'Agata 2024. È stato realizzato dal disegnatore art painter Umberto Gagliano assieme ad alcune opere ispirate alla patrona di Catania. Ancora una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, Catania molto attivo sul mercato, i rossazzurri hanno preso sia il difensore Contek che l'attaccante Peralta, entrambi sono stati già allenati da Lucarelli. Francesco Triola. Il Catania piazza un colpo dietro l'altro sul mercato, è fatta per Ivan Contek, il difensore croato, 26 anni, prelevato a titolo definitivo dalla Virtus Entella, dove ha collezionato 8 presenze in campionato nella stagione in corso, 4 delle quali da titolare e 2 nella Coppa Italia di Serie C. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, ex nazionale Under 19, Contek ha giocato con la Ternana agli ordini di Cristiano Lucarelli nel biennio tra il 2020 e il 2022, collezionando 33 presenze e un gol nel campionato vinto in C alla prima stagione. Proprio Lucarelli lo ha voluto a Catania per rinforzare il reparto arretrato con un elemento abituato a giocare sia in una linea a 3 che a 4. Contek ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 e indosserà la maglia numero 14, ma non è l'unico arrivo, anzi la società rossazzurra, che comunque ha la necessità di sfoltire l'organico e prepara alcune cessioni. Una di queste è Deli alla Casertana. Si è mossa per dare a Lucarelli altri giocatori che conosce bene e che conoscono il suo stile di gioco. È fatta anche per Diego Peralta, che ha lasciato ieri Foggia e si è legato al Catania. Ritrova anche lui Cristiano Lucarelli, che lo ha allenato ancora alla Ternana. A Foggia 57 partite disputate, 5 gol e 10 assist in un anno e mezzo tra campionato, Coppa Italia e playoff di Serie C, e così salgono a 7 gli arrivi nei primi 10 giorni di mercato per il Catania. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.